Chi l'ha detta? Ma chi l'ha detta sta cosa che va in onda la rassegna stampa? Sono le 7:28. Tu dici che va in onda la rassegna stampa alle 7:28, ma è quasi una roba notturna, una roba proprio. Ci sono in giro i vampiri a quest'ora. Non è pensabile. Voi che mi ascoltate siete dei vampiri, avete un po' questa. Vampiri in dieta da quest'oggi, mi raccomando. Basta. Voglio che spariscano magicamente tutti i dolci dalla mia casa. Ieri, in mancanza d'altro, la nonna mi ha portato le frittelle. Cioè, capisci? È la Befana. Io che già ieri dicevo va bene, basta, adesso non mangiamo più dolci, arriva la nonna tutta contenta per la Befana, frittelle di 2 tipi, no? Perché magari qualcuno non gli piacciono. Basta. Oggi sì, ci vengono a trovare ascoltatori, non te l'ho detto, Francesco, buongiorno, buona Befana in ritardo. Arrivano anche degli ascoltatori, immagino, con roba da mangiare che metteremo nel congelatore. Non è pensabile. Basta dolci, dieta per tutti. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno. La Befana ha portato via tutte le feste, anche l'albero di Natale in casa Varin è già sparito. Frush, dove è finito? Ti giuro, mia moglie Marta è stata bravissima, proprio magicamente. E mi sono girato un attimo, non c'era più l'albero di Natale. Stai via qualche giorno, che cosa non succede? Il buongiorno si sente dal Varin, ma anche dalle notizie che tra poco vi leggerò, ragazzi miei. Piatto ricco, micifico, una rassegna stampa buona, anche se siamo in dieta appunto, ma con dei saporini particolari. Terzo mandato su ogni quotidiano, signori, perché il governo, Consiglio dei Ministri, dovrà prendere questa decisione se ricorrere a ciò che hanno combinato giù in Campania gli amici di De Luca, e quindi sul fatto di poter correre ancora nonostante siano scaduti i mandati, oppure no. E lo sapete, c'è di mezzo il buon Luca Zaia in Veneto, ma anche Fedriga e altre cosettine, insomma. Cosa mai succederà? Terzo mandato in primissimo piano. Poi, naturalmente, la Meloni da Trump, a sorpresa. T'ho detto, ti giri un attimo, sparisce l'albero di Natale da casa Varin e la Meloni che va da Trump senza dire niente a nessuno. Non ha dato il tempo ai giornalisti di chiedersi dov'è la Meloni, perché la Meloni, come di solito fanno, e adesso pare che abbia fatto il contrattino con Musk. Non è vero assolutamente. Parallelamente la capessa dell'intelligence, la Belloni, che è una tizia importante, insomma, si parlava anche di farla Presidente della Repubblica, non ci si è riusciti, che si dimette così. E chiaramente ci sono i giornaloni che dicono ecco, non andava d'accordo con il governo. L'Austria che vira verso l'estrema destra, Kickel. E poi vedo adesso sul Corriere un'altra roba brutta, è che uno dice andiamo in Egitto, paese sicuro, guarda qua, malore in vacanza sul Mar Rosso, muore a 9 anni. Il padre si è perso tempo, aveva una salute di ferro. La tragedia sempre lì, a Marsalam. E l'Egitto è un paese sicuro per andarci in vacanza? Sempre meno, sempre meno. Ti può passare un po' la voglia, Per fortuna siamo tutti tornati al lavoro. Buon ritorno al lavoro. Bentornate code. Oggi va ancora benino perché la gente si deve riprendere. No, c'è già casino. Francesco ha già trovato casino. Io non ho trovato nessuno. Vabbè, sei scemo. Vieni qui che non sono ancora le 6. Sammy Varin, Stanotte mi sono svegliato presto. Fatto sta che dobbiamo tornare al lavoro con un sorriso e non c'è proprio un cazzo da ridere perché qui continua a aumentare tutto quanto. Adesso salta fuori che il prezzo del gas è addirittura raddoppiato e indovinate, grande speculazione dei fondi specializzati sull'energia. Insomma, ancora una volta c'è qualcuno che sta facendo soldi alle spalle persino delle categorie protette, ragazzi, che non sono gli immigrati che arrivano da guerra, ma sono i nostri pensionati, chi ha problemi in famiglia.
Sembra strano che questa Europa davvero non stia facendo assolutamente niente. Se siete della zona di Lodi, io spero siate diventati ricchi, perché i 5 milioni della lotteria sono stati vinti proprio in provincia di Lodi, nell'area servizio Somalia, storica area di servizio sull'autostrada verso Bologna. Io personalmente ti dico, ne ho comprato uno perché poi ho scoperto 5 euro il biglietto della lotteria. Ma sei scemo? I 5 euro li devi dare a Radio Libertà. Anzi, grazie a tutti quelli che in questi giorni hanno approfittato della vacanza per farci un sostegno sul conto corrente postale 37671294 attraverso il sito radiolibertà.net. 5 euro il biglietto della lotteria, 5 milioni vinti in provincia di Lodi, ma la fortuna ha premiato anche Venezia, Torino, Palermo e Pesaro. Insomma, i soldoni sono arrivati al nord. Niente Roma ladrona, niente Roma. Mi spiace. Torniamo seri? No, assolutamente, e dobbiamo ricordare il numero per i vostri WhatsApp. Grazie a chi si sta sintonizzando. CQ, buongiorno, ben ritrovati, sono Sammy Varin, storico anche io ormai, speaker che parla dalla fine degli anni 70, quando ero bambino, continuo ancora a parlare, ogni tanto mi manca il fiato, devo dire. Se volete comunicare con me lo potete fare in questo momento attraverso il numero di WhatsApp 340 6709 659, perché questa è una rassegna stampa a comando. Voi mi comandate di cosa parlare, quale giornale mi richiedete, di cosa preferite parlare, e io vado su quella notizia. 340 6709 659. In questo momento purtroppo tutti i siti si sono anche aggiornati con il dramma tra Tibet e Nepal. È avvenuto un terremoto molto forte di magnitudo 6,8 vicino all'Everest. Al momento ci sono almeno 53 morti e decine di feriti. Ma tuffiamoci subito nella realtà dei quotidiani, partendo da quelli che hanno titoli strani. Allora facciamo strano il martedì dopo la Befana. Oggi è martedì 7 gennaio 2025, non sbagliate, non è lunedì, è martedì. Il quotidiano L'Unità, ad esempio, che titola Meloni consegna l'Italia a Musk. Loro sono già sicuri. È andata di soppiatto in America per cedere a SpaceX il controllo sulla nostra rete. Cosa dicono Tajani e Mattarella? Scrive il quotidiano L'Unità, e parleremo anche di questo certamente, per capire che cosa sono questi satelliti che irrorano onde elettromagnetiche su tutto il mondo e permettono di far funzionare i telefonini, e non solo quelli, in ogni parte del mondo, se non piove. Sì, se non piove, perché lo sapete, noi siamo schiavi ormai di questo tempo che fa il cazzo che vuole. Se piove troppo, e scusami, ma il bello di questi satelliti è proprio anche in Emilia Romagna, sono serviti durante l'alluvione, quando si bloccano i terminali di terra perché non c'è energia, ci sono cortocircuito, eccetera, si prende via satellite. Però solo se c'è bel tempo. Se ci sono troppe nuvole o se piove troppo, ne sappiamo qualcosa anche noi che facciamo radio da una vita, quando c'erano i ripetitori ad alta frequenza, i ponti radio, e se pioveva troppo si andava in fading. Cosa significa? Che la voce adesso non va più in fading, ma capito? Questo è l'effetto digitale, che noi lo facciamo spesso perché ci piace farvi anche gli scherzi, e subito mi scrive ogni tanto si gira su Radio Popolare, che è il Capodanno Maranza, eccolo qua, vi parlo anche di questo. Vabbè, non divaghiamo, molliamo l'Unità e andiamo ad esempio, altro titolo famolo strano, sul Riformista, che titola Accordi e disaccordi. Belloni, dimissioni a sorpresa nell'intelligence. Dietro c'è un patto segreto Meloni-Musk, cioè tu vuoi dire che la Belloni se n'è andata perché la Meloni è andata da Trump e ha parlato con Musk? Non lo sapremo mai.
La risposta ce la dà il Secolo d'Italia di quest'oggi, che titola Balle spaziali. La sinistra abbocca le fake sul patto SpaceX Italia. Palazzo Chigi smentisce. E staremo a vedere, perché nel frattempo Trump ha detto no, è tutto vero, è tutto vero. Lui è uno che non riesce a non dire la verità e non ce la fa. Passiamo ad Avvenire, dai, cari amici bacchettoni, vicini e lontani. Oggi il quotidiano Avvenire titola Servizi e segreti. Al centro dei colloqui in Florida il caso Sala, su cui l'Iran dice non lasciatevi influenzare. Più di così, dopo il blitz della premier da Trump, polemiche smentite sul maxi appalto a Musk per l'uso dei suoi satelliti. Belloni lascia l'incarico di capo dell'intelligence italiana. Il giornale di ispirazione cattolica mette naturalmente in primissima pagina Suor Brambilla, e ci piace una suora che si chiama Brambilla, che è proprio una suora femmina, ok? Io ero già sicuro, ti immagini adesso chi manda avanti? No, è una suora femmina, Suor Brambilla, prefetto alla vita consacrata, signore e signori, la prima donna a capo di un dicastero. Il Papa ha nominato il primo prefetto donna nella curia romana. Si tratta di Suor Simona Brambilla, che andrà a dirigere il dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, che la religiosa già conosce, essendone dal 2023 il segretario. Francesco, nominato prefetto dello stesso dicastero il cardinale Angelo Fernandez Artime, già rettore maggiore dei Salesiani, che dovrà controllarla. Suor Brambilla compirà 60 anni, quindi giovanissima, il 27 marzo, ed è stata la seconda donna a ricoprire l'incarico di segretario nella curia romana dopo la nomina nel 2021 di Suor Alessandra Smerilli al dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Cosa vuol dire sviluppo umano integrale? Che sono tutti in dieta questi? Vabbè, la sense sta. Comunque è importante, siamo contenti che si muova qualche cosa, Da quando è arrivato quest'ultimo Papa, qualcosa si sta muovendo, di tutti i gay che scappano via e arriva qualche donna, chi lo sa. Allarme povertà educativa, serve chiarezza sui fondi, scrive quest'oggi, siamo sempre in prima pagina sul quotidiano Avvenire. Rossi Doria, ripristinare le risorse saltate con la manovra, si parla di minori e di degrado. È necessaria chiarezza sul fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Per Marco Rossi Doria, presidente dell'impresa locale, con i bambini l'emergenza che abbiamo davanti è strutturale. Sul tavolo ci sono gli 800 milioni garantiti negli ultimi 8 anni ai progetti contro la dispersione scolastica e ai percorsi per adolescenti e minori. Il nodo resta il ripristino dei fondi saltati a sorpresa con l'ultima manovra. E chiaramente noi facciamo il tifo soprattutto perché se non educhiamo questi ragazzi, l'hai capito che fine fanno? Vanno in mano ai figli del barcone, ai Maranza. E proprio di Maranza parleremo tra pochissimo, perché persino Repubblica, signori, si è svegliata qui, stracciamento di vesti da parte della sinistra. E che succede? Che è successo a Capodanno a Milano? Di tutto di più. Allora, ti vado subito su Repubblica. Prima di tutto l'apertura, la prima pagina, che naturalmente apre con tutti contro Musk. E subito sotto le dimissioni di Belloni, che dice non ne potevo più, ma anche Trudeau che lascia dopo 10 anni, Trump ora il Canada a noi, nel senso che lo vuole. Ma io vi porto subito, sì, c'è anche il terzo mandato su Repubblica, ne parla, e poi c'è la Todde, cosa ci ha combinato sta Todde? E noi che speravamo in lei, finalmente arriva, speravamo un corno, siamo rimasti di merda che abbia vinto la Todde per pochissimi voti in Sardegna. Adesso si scopre che ha fatto un pasticcio con i soldi presi di qua, di là, ma non è vero, ma è vero, no, dopo ve ne parlo, ma prima voglio subito portarvi a pagina 16 del quotidiano Repubblica, perché che ne parli Repubblica,
e non ne parli ancora Sala, il sindaco di Milano, che adesso con tutti sti Sala non si capisce più niente, Sala senza H comunque, anche se qualcuno ce la mette, è successo un casino. Ancora una volta e nessuno ha ancora detto questa parola. Siete pronti? Sto per dirvi una parola che non ha più detto nessuno dal 2022. Siete pronti? Poi me la commentate se siete d'accordo oppure no. 340 6709 659. Cosa sta per dire Sammy Varin? Taarrus Gamea. Già. Taarrus Gamea, molestie sessuali di gruppo, che in certi paesi come l'Egitto sono di gran moda ancora adesso, Pare che sia successo ancora una volta in Piazza Duomo a Milano. La notizia è arrivata in ritardo e non sappiamo quante altre volte sia accaduto, perché la verità la sai qual è? Anche in questo caso non ci sono state denunce, perché molto spesso le ragazze oggetto di queste violenze, e la violenza è anche mettere le mani sotto il cappotto, signore e signori, cari amici figli del barcone, voi che avete in mente soltanto il vostro Allah, che doveva avere qualcosa di strano se vi permette di fare ste cose, signori, non c'è denuncia, perché sono turisti che poi il giorno dopo ripartono, e in questi casi, queste ragazze dal Belgio, la denuncia l'hanno fatta a casa loro. La cosa pazzesca è che il sindaco di Milano ancora non dica niente. Tu dici, ma è successo anche anni fa, nel 2022, la stessa identica cosa. Taarrus Gamea a go-go, e il sindaco di Milano che durante le feste può accadere, può crollare il mondo, ma il sindaco di Milano Sala se ne sta zitto durante le feste. Fatevi i fatti propri, lui è in vacanza. Dove sia, eccetera, non si interessano i giornalisti ben pensanti di sinistra, rompono le palle solo la Meloni, ma cosa stia facendo Sala ancora non è detto saperlo. Tranquilli, oggi si torna al lavoro e vedrete Mago Varin, forse ci sta anche ascoltando il sindaco di Milano Beppe Sala, ciao, vedrete che oggi Sala parlerà. Mago Varin lo prevede, perché se ne torna al lavoro. Questo è uno che timbra cartellino, ragazzi miei, lo timbra non lo so se in mutande oppure no, però nel momento in cui timbra il cartellino vedrete che ricomincia a parlare e dirà qualcosa. E cosa dirà? La solita frase dicendo la magistratura che se ne deve occupare, doveva essere il ministro dell'interno che se ne doveva occupare di fare sicurezza, è vero, e doveva esserci mica il controllo, dovevano mica bloccare tutti quelli che avevano una brutta faccia, non potevano entrare in Piazza Duomo, che avevano atteggiamenti un po' così, cioè bisognava bloccarli tutti, non doveva entrare un cazzo di nessuno in Piazza Duomo perché c'erano soltanto quelli. Vabbè, fatto sta, signori, siamo su Repubblica, palpeggiata in piazza da 30 uomini. Avete notato nelle immagini non c'era neanche una ragazza a festeggiare il Capodanno in Piazza Duomo. Dove erano finite le ragazze? Quelle poche che c'erano gli hanno fatto la festa. Il Taarrus Gamea. Inchiesta sul Capodanno di Milano. E che lo scriva Repubblica, pagina 16, signori. Questi veramente hanno la bava alla bocca di rabbia, dicono dobbiamo scrivere sta cazzo di notizia, yeah. Si cercano riscontri sulle accuse di una ragazza belga, adesso è rimasta una, erano un po' più di una, caro amico di Repubblica che scrivi, come ti chiami? Mostrati, non vedo la firma, dove sta? Non c'è neanche la firma. Ma no, a Sandro De Ricardis, perdonami, certo. Un'inchiesta per violenza sessuale di gruppo, al momento senza indagati, coordinata dal Dipartimento della Procura di Milano, che si è già occupato degli abusi in Piazza Duomo per il Capodanno 2022. Lo ricordate anche voi? Anche quella volta Sala zitto e mosca. Rispetto a quei fatti per cui molti dei giovani responsabili erano stati individuati e condannati, gli elementi di indagine sulla notte del primo dell'anno di una settimana fa a Milano sono tutti da individuare e riscontrare. Per questo
La procura ha deciso di svolgere tutti gli accertamenti necessari a verificare se ci siano elementi per ipotizzare reati. Le presunte aggressioni e molestie sono state denunciate a un quotidiano belga da una studentessa di Liegi, ritornata a casa dopo aver festeggiato il Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Ero in piazza con altri 5 amici, ha raccontato la 21enne. Siamo stati toccati tutti, sia sopra che sotto i vestiti. Non siamo stati buttati a terra, non siamo caduti, anche perché era difficile solo muoversi. C'era moltissima gente, non ci hanno spogliati. Siamo tutti ancora sotto shock. Ora faremo denuncia in Belgio. La polizia sta raccogliendo i video delle telecamere di sorveglianza che verranno analizzati per cercare dei riscontri al racconto della giovane, anche se nelle immagini già raccolte nel fascicolo per vilipendio sul gruppo di ragazzi stranieri che la stessa notte hanno insultato le forze dell'ordine dello Stato italiano, non è emersa traccia di quanto riferito dalla studentessa belga. L'aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte all'ingresso della galleria, ha ricordato lei. Eravamo non molto lontani dalla postazione in cui c'erano alcuni poliziotti. Credo che non ci vedessero perché eravamo dietro una colonna e c'era molta confusione. Siamo stati circondati da tanti uomini, credo fossero 30 o 40. Ci siamo rivolti a una poliziotta per raccontarle tutto. Sui fatti riferiti alla belga e le offese alla polizia e all'Italia da parte di giovani di seconda generazione, attaccano gli esponenti di centrodestra. Sono fatti di una gravità assoluta, tuona il governatore lombardo leghista Attilio Fontano. Queste persone che non intendono integrarsi con la nostra nazione, con i nostri valori, hanno fatto una sorta di dimostrazione plateale. Era un tentativo di dimostrare una loro presa di posizione netta contro l'Italia, la Lombardia, Milano, e non possiamo fare finta di nulla. Rincara la dose la ministra del turismo di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, che ieri ha portato in questura la propria solidarietà al questore Bruno Megale e agli agenti. A Milano c'è un'emergenza sicurezza che è sotto gli occhi di tutti, ha detto. La parte giusta è questa, stare con chi tutti i giorni lavora per difendere noi e i turisti. Io come ministra sono molto preoccupata per l'immagine che stiamo dando. Ieri è stato aggredito un altro turista mentre faceva la coda per un taxi in Piazza Duomo. È ora di dire basta alla delegittimazione delle forze dell'ordine. Sul coordinamento dell'ordine pubblico, il questore ha dichiarato che Piazza Duomo a Capodanno è stata gestita nel migliore dei modi. Avevamo un grossissimo dispositivo di sicurezza con più di 800 persone, ha spiegato, che ha sorvegliato circa 25.000 persone, di cui la gran parte anche stranieri. Sto campionando, ok. Tutto sommato siamo molto soddisfatti del tipo di attività che è stata fatta, sia preventiva che successiva. Credo lo abbiano fatto nel migliore dei modi, e chiaramente se lui lo dice e noi ci crediamo, mi pare che qualche falla ci sia stata, ma te l'ho detto, non dovevano far entrare nessuno in Piazza Duomo perché gran parte di questi erano davvero stranieri, e la faccia, cioè non è che tu stai a vedere la faccia di uno per farlo entrare in Piazza Duomo, se no anche noi non potremmo circolare, siamo brutti. Fatto sta, questo per dirvi che ne parla finalmente anche Repubblica, palpeggiata in piazza da 30 uomini, inchiesta sul Capodanno a Milano. Ci torneremo su Repubblica perché parla del terzo mandato. Oggi tutti i quotidiani parlano del terzo mandato perché siamo arrivati ormai alla frutta, bisogna decidere se c'è oppure no. Ma anche la Todde, chiaramente, anche Todde, decadenza infondata, ricorso al TAR o al tribunale, l'offensiva della governatrice, scrive Repubblica. Oggi il provvedimento dei giudici di Cagliari sarà inviato alla Giunta per le elezioni, la strategia difensiva dell'esponente 5 Stelle. Lo vediamo tra poco su altri quotidiani, chiaramente siamo rimasti tutti male, perché insomma, avevamo capito, abbiamo perso perché abbiamo candidato uno che forse non era all'altezza, perché per poche migliaia di voti abbiamo perso, e adesso salta fuori che ma dobbiamo ribeccarci lo stesso ex sindaco o ne candidiamo un altro, magari della Lega possibilmente, stiamo a vedere. Andiamo sul Corriere, certamente anche sul Corriere lo scontro sui satelliti di Musk, nota di Palazzo Chigi con SpaceX, normali interlocuzioni, l'imprenditore pronti a fornirvi servizi, il governo non c'è un'intesa firmata, l'opposizione attacca, Meloni
Meloni in aula, sanno dire solo quello. C'è anche da ricordare in Austria, incarico affidato al leader dell'ultradestra. Dopo il fallimento dei precedenti negoziati per la formazione di un governo, il presidente della Repubblica austriaco Alexander Van der Bellen, visibilmente turbato, era turbatissimo, ha affidato ieri l'incarico di mettere insieme un nuovo esecutivo al leader della FPÖ, Kickl, ultradestra. La decisione dopo l'apertura dei popolari, esultano Salvini e AfD. Di spalla all'annuncio del premier Canada, la resa di Trudeau si dimette l'icona liberal. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato le dimissioni. L'ex icona liberal lascerà la guida del governo dopo quasi un decennio, non appena il suo partito avrà scelto il successore. Le battaglie interne, ha detto, indicano che io non possa essere la migliore opzione per le elezioni federali, che sono fissate per il prossimo ottobre. Il difficile rapporto con Trump che lo chiama governatore. Ancora sul Corriere, lo strappo, gli scenari, Belloni lascia la guida degli 007, chi è in corsa per sostituirla? Elisabetta Belloni lascia il vertice dei servizi segreti, andrò via il 15 gennaio, già comunicato le mie dimissioni, ha confermato lei stessa, ho maturato questa decisione da tempo, ma non ho altri incarichi. Uno strappo il suo che apre la delicatissima partita alla successione, i nomi in corsa, ma soprattutto cosa farà lei? E lo scranno da Presidente della Repubblica è occupato, però insomma, magari sempre in prima pagina sul Corriere, il caso degli abusi a Capodanno, via l'inchiesta, al vaglio video e racconti. E che cazzo, è da una settimana che andiamo avanti a farvele vedere e sentire questi video su pochissimi canali, avremmo potuto vederli, Sarà ora che magari si muova qualche cosa. Chiaramente Sala sempre zitto, ma ormai non lo scrivono più neanche i quotidiani perché si vergognano. Cade il divieto di avvicinarsi, la accoltella. Siamo sempre in prima pagina sul Corriere. Bergamo, la donna aveva ritirato la denuncia contro il marito, salvata dai passanti. Aveva appena ritirato la denuncia per maltrattamenti contro il marito, ma se ancora viva, una donna di 39 anni lo deve ai clienti del supermercato Lidl di Seriate, Bergamo, che ieri l'hanno letteralmente strappata alla furia dell'uomo armato di coltello. Tra chi l'ha bloccato e poi consegnato ai carabinieri che lo hanno arrestato, un militare dell'esercito in borghese. La donna è grave, chiaramente. Per un giorno tradiamo l'Esselunga e andiamo a fare la spesa alla Lidl per rispetto. Siamo sempre sul Corriere? No, mi rifiuto, anche qui c'è il terzo mandato, Todde, dopo ci torniamo. Le molestie di Capodanno, molestie tutto l'anno se ci sono a Capodanno. Il Fatto Quotidiano, caso Sala, Meloni vuole chiudere tutto prima che si insedi Trump. Questa è la versione del Fatto Quotidiano. Abedini, il governo verso il no all'estradizione in USA. I 10 giorni cruciali. Giovedì la premier vede Joe Biden e il 15 giudici decidono sui domiciliari. Sul Fatto Quotidiano, gara Meloni-Salvini a chi è più filo Musk, corsa contro il piano UE, si parla dell'affare Starlink, Palazzo Chigi prova a chiarire, nessuna firma, le opposizioni chiedono che riferisca in Parlamento, il leader della Lega getta il cuore oltre l'ostacolo, un accordo con lui non sarebbe un pericolo, ma un'opportunità. La verità è che ormai ci spiano tutti quanti, tutti i router di internet sono in mano alla Cina, quindi se siamo spiati dai cinesi, ma allora facciamoci spiare anche dagli americani, e dai. Sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, il suo editoriale si intitola Pasticcio di Sardi. La prima cosa da dire sul caso Todde è che gli errori che l'hanno innescato sono una prova di dilettantismo, pressapochismo e cialtroneria così sconfortante da imporre le scuse della Presidente, anche se non fossero colpa sua ma del comitato elettorale scelto da lei. Di Maio e poi Conte
avevano sudato più delle canoniche 7 camicie per scollare di dosso ai 5 Stelle la taccia di scappati di casa. E ora proprio lei, che non è stata raccolta per strada ma ha una storia manageriale di tutto rispetto, la Todde, li ripiomba in quel ridicolo stereotipo per la gioia di avversari, alleati, commentatori indipendenti, per giunta su una storia di rendicontazioni elettorali che sono da sempre il pallino del movimento degli scontrini, i 5 Stelle. Il secondo paradosso è che non c'è un solo motivo che giustifichi i pasticci. Se fossero serviti a nascondere fondi opachi o addirittura tangenti, avrebbero almeno un movente, ma le spese elettorali sono state rendicontate al centesimo sul sito del Movimento 5 Stelle e a parte 12.000 euro di microcontributi di cittadini, la campagna costata 90.000 euro è stata finanziata solo da 5 Stelle e PD, senza aiuti esterni. In proprio la candidata non ha ricevuto né speso soldi se non i suoi, il che spiega perché non nominò il mandatario e non aprì il conto dedicato. 2 delle 10 scelte che le contesta il collegio elettorale di garanzia presso la Corte d'Appello per decretarne addirittura la decadenza, cioè la sanzione estrema prevista per legge in 2 soli casi: sforamento di oltre il doppio del tetto alle spese elettorali e omesso rendiconto. Ma nessuna delle 2 contestazioni figura nell'ordinanza del collegio, che dunque non si capisce a che titolo voglia mandare a casa la Presidente appena eletta. Tra l'altro le ha pure inflitto una multa di 40.000 euro, ben inferiore al massimo previsto, quindi per la pena pecuniaria le infrazioni sono lievi, ma per quella amministrativa diventano così gravi e insanabili da meritare la sanzione massima della decadenza prevista solo per 2 irregolarità escluse dal collegio. Diversamente dal centrodestra, che copre qualunque porcheria ora dalle lezioni di competenza, trasparenza e di morale, la Todde si difende nel procedimento amministrativo non penale e Conte tace per rispetto istituzionale. Se fossero di centrodestra farebbero l'analisi del sangue ai membri del collegio e scatenerebbero l'inferno. La presidente è la sorella del leader sardo di Italia Viva e uno dei 6 membri, un commercialista molto loquace con i media sull'ordinanza appena emessa, è il padre di un candidato di Forza Italia alle ultime regionali. Noi non crediamo ai complotti, ma una domanda la poniamo. La sorella e il padre di 2 avversari politici della Todde non dovevano astenersi dal giudizio sulla Todde? Così l'editoriale proprio sul crinale, no? Sta attento Travaglio a non cadere né di qua né di là, ma sappiamo benissimo da che parte sta. Marco Travaglio, il suo pasticcio di Sardi sul quotidiano Il Fatto Quotidiano, che abbandoniamo perché c'è la pausa delle 8 con una canzone indipendente del grande Davide Fasiello. Torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
E ci lascia così in meditazione, questo pianista. Ogni giorno alle 8 del mattino Sammy Varin fa qualche minuto di pausa con un pianista. Oggi Davide Fasiello, 27 anni, una formazione musicale che abbraccia il sassofono, il pianoforte e un'impressionante capacità di creare melodie che trasmettono emozioni universali. Davide Fasiello ci ha fatto ascoltare Geometria dei cieli. Con il buongiorno, ben ritrovati, bentornati al lavoro, Sammy Varin, certo, rassegna stampa o quello che dovrebbe essere un segnale di rassegna stampa, poi in realtà cerchiamo di essere anche un po' diversi rispetto ai soliti canali tutti seri e paludati. E allora tra un quotidiano e l'altro vado a leggere anche i vostri pensieri, i vostri messaggi, i vostri WhatsApp arrivati al 340 6709 659. Buon anno a tutti e grazie naturalmente a chi ci sta scrivendo, che in questi giorni ha provveduto a farci un bonifico. Grazie, i famosi 5 euro. Non avete giocato la lotteria per aiutare Radio Libertà, grazie veramente. Conto corrente postale 37671294. Abbiamo decine e decine di piccoli bonifici da 5 euro. Facciamo impallidire il nostro amministratore a contarli tutti quanti. Grazie. C'è il solito che si incazza perché alle 7:34 non ho ancora cominciato a leggere i giornali, che mi scrive: legga i giornali! E ve li sto leggendo. C'è Luca da Brescia che, e questo è il secessionista, lo Stato italico ormai fallito da tempo e presto alla sua implosione, col nuovo anno hanno dato mandato di inviare pene proprie e minacce per mancati pagamenti di multe, tutto nella speranza che qualcuno non abbia le ricevute. Solo uno Stato cadaverico fa certe cose. Comunque auguri voi italici a cui piace mantenere l'italico baraccone. Grazie Luca, sempre allerta. Marco, quindi se la Meloni viene a farsi intervistare da Sammy Varin vuol dire che consegna l'Italia alla Lega? È interessante. C'è già passata da qui, qualche tempo fa. L'abbiamo intervistata sull'autonomia, vi ricordate? E ha detto che sì, la facciamo. Vedi che è stata di parola. Gio da Venezia, siamo proprio sicuri che Biden sapesse chi era veramente la Meloni quando la sbaciucchiò sulla fronte e i capelli? Probabilmente a causa delle sue difficoltà cognitive la scambiò per una bella bambina bionda made in USA, perché al potere preme molto far sapere al popolaccio che ama i bambini, salvo poi farne massacrare a decine di migliaia in quel di Gaza. E non solo a Gaza, nei tempi passati poi. Valentino da Udine, buongiorno Sammy, sui fatti del Capodanno a Milano non ho ancora sentito l'indignazione della Boldrina. Era per caso impegnata a distribuire doni alle risorse a cavallo di una scopa? Valentino, non scherziamo sulla Boldrini, che salutiamo ossequiosamente. Chiaramente a me basterebbe che parlasse Sala, e intendo il sindaco di Milano, ma tranquilli, oggi è martedì, siamo tutti tornati al lavoro e vedrete che Sala parlerà e lui deve timbrare il cartellino. Dopo aver timbrato, in mutande o senza, vedrete che parla, ne siamo assolutamente certi. La Meloni da Trump ci poteva andare anche tra 15 giorni, no? No, il bello è che è andata a sorpresa, ragazzi, gli ha bagnato il naso a tutti i giornalisti di Repubblica, sono rimasti di palta. Cosa ci è andata a fare la Meloni da Trump quando tra 3 giorni viene a trovarla Biden in Italia? Oddio, cosa viene a fare Biden dalla Meloni a pochi giorni dall'insediamento di Trump e subito dopo il suo incontro improvvisato con Trump? Mi suona male. Oh, siete peggio dei servizi segreti di Repubblica voi. Era incaricata da qualcuno per correre per rimanere solo 4 ore in America da Trump. Sì, in effetti anche sta cosa, cioè è andata lì, poi sti filmati, tutti con la telecamera tutta brutta, che cioè l'ha fatto col telefonino, è strano, La faccenda Sala è debole, anche quella di Musk. Speriamo che Trump non sia stupido e che abbia parlato poco e che non cambi le sue idee sulla pace in Ucraina. A tutto c'è una ragione, sono complottista, si vedrà, ma ci mancherebbe. Noi salutiamo i cari gomblottisti all'ascolto di Radio Libertà, siete tantissimi. Ciao Sammy, mi sai dire come mai
Bonelli e Fratoianni, oddio, mi ero dimenticato che esistessero. Quando li inquadrano per dire le solite cose contro il governo, hanno sempre lo zaino in spalla, ma arrivano in Parlamento a piedi da casa. Mario, non scherzare, ma sono in tanti che avevano giustamente lo zainetto in spalla con dentro il computer, ma è normale. Dove vivi? Dove vivi, Mario? Troppo comoda buttarla in cacciara come fa Travaglio e dire che la Todde si è scusata. La stessa moderazione non la usa quando si tratta della Lega, no? Faccia il giornalista, non il tifoso. Insomma, sul Fatto Quotidiano, per quello che ci restò poco, perché sappiamo, insomma, che Conte 5 Stelle e basta. Vergogna anche la gestione della polizia che non ha visto niente in Piazza Duomo, vedi i filmati, ma erano in Piazza Scala per non disturbare, poi lasciano a loro la piazza. Vergogna! E in Piemonte, vi ricordate la decadenza del presidente per mutande verdi e Euro 6 pagati con i propri soldi? Come no, Maurizio? Cota, assolutamente. Ci ricordiamo questa faccenda. Certo, dici che è la stessa cosa anche per la Todde. Opera per gatti, la mia Cleopatra se l'è goduta. Meno male. Un saluto a tutti coloro che hanno dei gatti in casa e che mettono a tutto volume la sigla della rassegna stampa alle 7:26 del mattino. Scappati di casa, e ancora un complimento per il grillume. Travaglio è sempre solo in salsa grillina. Buongiorno Sammy, oggi si torna a seguire la rassegna stampa in diretta, ma anno nuovo, fregnacce di sinistra vecchie. Grazie Fabio. Fabio, benvenuto e benvenuti naturalmente a tutti voi che mi avete riacceso dopo la pausa delle vacanze, chi sta andando al lavoro, il bello di sentire Sammy Varin, non la rassegna stampa, il bello di accendo Sammy Varin, qualcuno mi scrive, siete gentilissimi, vi bacio in fronte, ma per farvi sentire che ci siete, inviatemi un WhatsApp al 340 6709 659, anche voi che magari non avete mai scritto, e dite ci sono anch'io, e a me fa piacere. Poi se mi inviate anche i 5 euro, ragazzi, anche se Sala parla, che vuoi che dica? Dirà che i belgi sono soggetti alle percezioni. È vero Marco, No, dirà che non c'era bisogno che parlasse lui, che c'è il prefetto, che c'è il ministro dell'interno. Io già prevedo benissimo ciò che Sala dirà, però mi piacerebbe che parlasse, è vero. Io vorrei scusarmi con Matteo Salvini per aver criticato il nuovo codice della strada. Ho criticato senza analizzare bene, invece mi pare ben fatto, ci scrive Roberto dalla Brianza. Fatto sta certamente che su Instagram eccetera ci sono battutine di tutti i tipi eccetera, senza pensare che qui si vogliono far risparmiare vite e anche incazzature, perché se uno ti viene addosso mezzo ubriaco, con quella non ci puoi neanche parlare. Se poi è drogato ti mena pure. Quindi cerchiamo di ridurre i problemi e non andiamo in giro se siamo bevuti o drogati o col telefonino in mano. E basta con ste polemiche. Ritorniamo certo in rassegna stampa, ma voi continuate a scrivere al 340 6709 659. Voglio sentirvi, e come, soprattutto dopo le vacanze di Natale, insomma, è bello ritrovarvi anche fisicamente, signori. Siamo aperti, veniteci a trovare negli studi di Milano di Radio Libertà, via Bellerio 41 a Milano. È un piacere tenervi compagnia e offrirvi un buon caffè padano. Intanto vi offro il quotidiano Il Giornale, che oggi titola Ciclone sull'Europa, Musk fa impazzire la sinistra. L'ipotesi di un accordo smentito Italia SpaceX e le critiche al premier inglese scatenano i progressisti. Caso Sala, sponda degli USA sul detenuto italiano. Charlie Hebdo, 10 anni dopo, dalla follia islamica all'autocensura. E poi l'addio al vertice dei servizi segreti, la verità sul caso Belloni, già pronto il successore. L'aggressione di Capodanno, violenza sessuale di gruppo, a Milano parte l'inchiesta. Ma di spalla c'è il commento di Alessandro Sallusti del Giornale, l'invasione di campo, sì, ma a senso unico. E
gran fermento nella sinistra per la possibilità che il governo italiano stringa un accordo da 1,5 miliardi con SpaceX, l'azienda aerospaziale di proprietà di Elon Musk, il miliardario americano braccio destro del presidente eletto Donald Trump. Si tratta di tecnologie, immagino satelliti e diavolerie del genere, necessarie per rafforzare la difesa militare del paese. Ieri il governo ha smentito che sia stato per ora raggiunto un accordo del genere. Musk in un post è stato più allusivo e possibilista. Se ne sa troppo poco per esprimere un giudizio. Lo stesso portavoce della Commissione europea per la sovranità digitale ha dichiarato che da parte dell'Italia non c'è stata alcuna comunicazione. Non commentiamo discussioni in atto e comunque l'Italia è uno Stato sovrano e può concludere accordi con chi ritiene. Aumentare l'insofferenza delle sinistre europee nei confronti di Musk, ci sono poi le sempre più frequenti esternazioni del magnate di Tesla nei confronti delle politiche europee. L'ultima è stata aver definito spregevole il premier britannico Starmer. Certo, Musk è uno che non fa giri di parole quando deve esprimere le sue opinioni, ma non è che all'inverso funziona diversamente. Coloro che infatti protestano per le sue invasioni di campo sono gli stessi che quotidianamente invadono con violenza la sovranità degli Stati Uniti, prima tifando per l'elezione della candidata democratica Kamala Harris, poi con giudizi sprezzanti sul presidente eletto Donald Trump e sulla sua decisione di avvalersi della consulenza di Musk. La libertà di parola e di opinione non può avere confini né limiti, neppure per chi ricopre incarichi pubblici, e comunque non può essere censurata da chi ogni giorno la rivendica e pratica nei confronti degli avversari politici dentro e fuori i confini nazionali. Persino il portavoce della Commissione europea, interpellato sul caso ieri dai giornalisti, ha ammesso che Musk può esprimere i suoi punti di vista sulla politica europea. È un suo diritto. Sì, è vero, c'è un pericoloso tentativo di ingerenza in corso, quello della sinistra, nella libertà di espressione, e purtroppo, come ben sappiamo, non è una novità. Così Alessandro Sallusti quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che sfogliamo per un attimo e andiamo all'interno. Notizia che non compare proprio in grande grosso da tutte le parti, ma a pagina 14 del giornale, proprio vero, la svolta a 100 giorni dalle legislative, scelta non facile, l'Austria a destra con l'incarico a Kickl cancelliere estremo. Il popolare Nehammer getta la spugna, possibile una nuova coalizione di destra-centro col partito che ha preso il 28,5% nelle urne ma era stato escluso. Non ci sono solo i fantasmi della storia, ma anche le accuse all'ex ministro dell'interno di aver aperto alle infiltrazioni degli 007 russi. Scrive Francesco De Felice da Berlino, è rovesciata la spilla con i colori dell'Austria al bavero della giacca di Kickl, il presidente del PÖ, che ieri ha ricevuto il mandato di formare il governo a Vienna. Per l'estrema destra, di cui il Partito della Libertà dell'Austria espressione, rovesciare il vessillo nazionale è un simbolo identitario di resistenza contro i governi delle elite cosmopolite, contro i presunti poteri occulti dello Stato profondo e delle organizzazioni internazionali che opprimono la sovranità popolare. E prosegue naturalmente De Felice sul quotidiano Il Giornale. L'analisi, uno scossone all'Europa, quel filo bruno pro Putin che arriva a Orban e Fico, il fallimento dei partiti filo-europei, premiate risposte semplici a temi complessi. Questo e d'altro oggi sul quotidiano Il Giornale. Andiamo sul quotidiano nazionale, scontro politico sui satelliti di Musk. Palazzo Chigi, nessuna firma con SpaceX per la fornitura dei servizi internet di Starlink al governo, ma Salvini incalza un'opportunità. L'opposizione attacca, Meloni riferisca in aula sovranità a rischio. Intervista a Bill Emmott, la premier sia cauta, Mister Tesla è volatile, è un volatile. Sul resto del Carlino, quotidiano nazionale, in centro pagina, il Papa che onora la promessa e sceglie una donna, Suor Brambilla, originaria di Monza, guiderà il dicastero per gli istituti di vita consacrata. Svolta in Vaticano la prima ministra. Intanto
Il terremoto ai servizi segreti, Belloni lascia la guida, voci di un incarico nell'Unione Europea, la cronista ostaggio di Teheran, Mantovano parla al Copasir, Salah Abedini, l'Iran nega il nesso e poi naturalmente l'incarico a Kikel dopo lo stallo, Austria, il leader dell'ultradestra può diventare il cancelliere. E vediamo un po' dalle città all'interno sempre del quotidiano nazionale. Siamo a Bologna, caccia all'aggressore, giovane accoltellato alle spalle per 50 euro. E sempre a Bologna, rispetto al 2023, incidenti mortali calati del 35% nell'ultimo anno. Ci addentriamo, visto che già ci siamo, sul quotidiano nazionale e, come vi dicevo, su ogni quotidiano si parla, in questo caso a pagina 9, dell'affaire terzo mandato. Caos, Campania e Veneto, scintille tra Lega e Fratelli d'Italia, fibrillazioni nella maggioranza e nell'opposizione. Il caso De Luca scuote il PD. Fratelli d'Italia contraria a un allungamento della legislatura. Basta con Zaia. In Toscana a rischio l'uscente Giani contro il lanciatissimo meloniano Tomasi. Naturalmente il leghista veneto Zaia al centro della contesa e tra pochissimo vedremo cosa si dice su questo fronte. Sempre sul quotidiano nazionale la brutta cronaca con aggressioni in Lombardia e donne bersaglio, orrore fuori dal supermercato, a Sale la moglie accoltellata e i clienti lottano e la salvano. Lite nella Bergamasca, l'uomo, un camionista 48enne, la colpisce al torace e al collo nel parcheggio del Lidl, un militare fuori servizio interviene per fermarlo e viene ferito, altri passanti portano al sicuro la vittima. Lei, 39 anni, aveva appena ritirato la denuncia per le botte e così al coniuge era stato tolto il divieto di avvicinamento. Avanti con le notizie e siamo sul quotidiano Il Tempo. Bella la prima pagina del Tempo e all'interno quanto gli girano i satelliti. Musk e Starlink mandano in tilt Conte e Slime. Mr. X pronti a darvi connettività avanzata. Chigi, nessun contratto. Salvini, grande opportunità. L'editoriale di Tommaso Cerno, chi rosica per l'uomo mascherato. Sempre in prima pagina sul Tempo, le mosse degli 007, Sala, vertice al Copasir, bocche cucite, c'è fiducia e Belloni lascia i servizi. L'inchiesta sul quotidiano Il Tempo, natalità ai minimi storici, la Roccella, le tre mosse per dare valori alle mamme, immigrati fanno pochi figli. L'Italia è un paese senza figli, la natalità è ai minimi e anche gli immigrati sono meno prolifici. Oh porco cane. Per invertire il trend la ministra Roccella spiega gli interventi del governo. Bonus, più asili e decontribuzione alle mamme che lavorano. All'interno del quotidiano Il Tempo, anche qui all'interno, nemici del progresso, si scrive a pagina 2 quanto gli girano i satelliti. La sinistra impazzisce per le trattative con Starlink e Musk diventa il diavolo solo perché è alleato di Trump. Mr. X pronti a darvi connettività avanzata. Palazzo Chigi, nessun contratto firmato. Da Slime a Conte, tutti contro Meloni, Salvini. Sarebbe una grande opportunità. Ma di che si tratta? Che mai ci vogliono fornire? Ma soprattutto, ne abbiamo davvero bisogno? Siamo mica nel deserto del Sahara. L'intervista a pagina 3, sempre sul quotidiano Il Tempo, a Rapetto, ex guardia di finanza. Connessione ovunque, ma servono cautele per evitare rischi. Per la sicurezza bisogna stabilire regole certe in grado di evitare nuovi monopoli. Pietro Dell'Eo intervista il generale in congedo della Guardia di Finanza, all'interno della quale ha guidato il nucleo speciale frodi informatici.
informatiche. Ma come funziona Starlink? Quali sono le potenzialità e gli aspetti più critici? Starlink piomba nel dibattito politico italiano. Quali sono le peculiarità di questo sistema di comunicazione? Cosa cambia rispetto a quelli che siamo abituati a utilizzare? Starlink offre un sistema differenziato rispetto a quello convenzionale di comunicazione. Normalmente, infatti, il segnale viene erogato via etere per la telefonia mobile o via cavo per quanto riguarda la telefonia fissa. Nel caso di Starlink, il segnale viene erogato attraverso una comunicazione satellitare. Che cosa comporta questo? Il vantaggio sicuramente indiscutibile è che si avrebbe la copertura delle cosiddette aree rurali, cioè quelle attualmente non raggiunte dal segnale degli operatori, però c'è anche un aspetto negativo. Sentite qua. Tutto questo, dato in mano a uno soltanto, capovolge quelle che sono le regole del mercato, non solo per quanto riguarda un profilo meramente commerciale, ma anche perché in questo caso un unico soggetto sarebbe in grado di acquisire chi fa cosa e sarebbe una situazione negativa perché le comunicazioni in Italia purtroppo sono finite già in mano ai cinesi. Avete capito bene? I cinesi hanno in mano i cosiddetti router, le macchine che consentono le interconnessioni tra la rete fisica e le diramazioni che essa può avere. Se venisse l'idea ai cinesi di spiarci, lo potrebbero fare. Avere un'altra situazione simile non è la situazione ideale, scrive Umberto Rapetto quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. Tornando agli aspetti più tecnici, in caso di calamità è più funzionale il sistema di Starlink rispetto a quello via etere o ai cavi? Risponde Rapetto, la soluzione più efficace sarebbe quella radio, mai presa in seria considerazione. Il satellite, infatti, ha il pregio sicuramente di arrivare ovunque, ma attenzione, sentite qua, a patto che il tempo sia buono, perché se piove o è molto nuvoloso, si crea una sorta di strato che esercita un'interferenza indelebile. Basta considerare l'esempio più domestico. Quando piove forte, se uno ha una TV satellitare, non si riesce a vedere. La stessa cosa avverrebbe con internet, con conseguenze molto più significative. Al di là di questo, c'è un tema di prestazione. La fibra ottica è sicuramente la connessione a più alta velocità. Il satellite non può garantire quel carico di trasporto informazioni. Le prestazioni di Starlink comunque si rivelano molto positive per chi prima non ha un segnale, a patto però che gli utenti siano pochi. Quindi ci conviene o non ci conviene questo Starlink? Naturalmente anche qui aspettiamo un vostro giudizio al 340 6709 659. Scrivete WhatsApp 340 6709 659. E intanto il Semivarin vi riporta sul quotidiano La Repubblica, perché anche qua, come vi dicevo, su tutti i quotidiani oggi il domandone è proprio sul terzo mandato. Maggioranza divisa, pressing leghista, il no di Fratelli d'Italia e Forza Italia, si scrive a pagina 15. Al Consiglio dei Ministri approdano i pareri discordanti dei ministeri. Entro il 10 gennaio va impugnata la norma campana che spiana la strada a De Luca e che naturalmente potrebbe far vacillare anche il terzo mandato al nostro Zaia. E proprio di questo ne parliamo svolazzando però sul quotidiano La Stampa. Il titolo principale in prima pagina: Musk, Meloni, tensioni UE. Scendendo un po' più in basso, giriamo direttamente la pagina e voilà, finiamo dritti a pagina 11. Terzo mandato, tensione nel governo. Manca solo la convocazione del Consiglio dei Ministri, attesa tra oggi e domani, ma non sembrano più esserci dubbi sulla decisione del governo di impugnare la legge regionale della Campania, che ha aperto la possibilità di un terzo mandato per Vincenzo De Luca.
Giorgia Meloni non ha cambiato idea, le pressioni dei governatori della Lega non pare abbiano avuto alcun effetto e la Premier può contare anche sulla sponda di Forza Italia, e che novità, ugualmente contraria ad aprire uno spiraglio che permetterebbe la ricandidatura anche a Luca Zaia in Veneto e più in là a Massimiliano Fedriga in Friuli e Attilio Fontana in Lombardia. La legge voluta da De Luca in Campania è un escamotage perché di fatto recepisce la regola dei 2 mandati, ma facendo partire il conteggio dal momento di entrata in vigore della normativa, un meccanismo simile a quello già adottato dal Veneto che ha consentito a Zaia di farsi eleggere per la terza volta nel 2020. Proprio su questo punta De Luca, sull'incongruenza di una mossa che di fatto delegittimerebbe anche l'attuale giunta di centrodestra in Veneto. A Palazzo Chigi però la questione è stata approfondita per giorni, come aveva spiegato anche il sottosegretario Fazzolari, e domenica è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani sulla Stampa a spegnere definitivamente le speranze leghiste. Lo stesso ministro del resto ha chiarito esplicitamente la partita politica che si gioca dietro la discussione di merito. La candidatura presidente in Veneto alle prossime elezioni regionali previste entro fine anno. Fratelli d'Italia rivendica quella poltrona, nessuna delle regioni del nord attualmente guidata da un esponente del partito della Meloni. In Piemonte c'è Alberto Cirio di Forza Italia, Lombardia, Veneto e Friuli sono della Lega, la Liguria è presieduta da Marco Bucci, voluto da Meloni ma non di Fratelli d'Italia. La legge Campana da questo punto di vista renderebbe quasi impossibile un passaggio di testimone perché Zaia sarebbe pronto a presentarsi di nuovo e diventerebbe arduo metterlo in discussione, ma sottolineano sia in Forza Italia che in Fratelli d'Italia sarebbe la quarta volta. Il braccio di ferro viene seguito anche con estrema attenzione dal PD e dai 5 Stelle, perché se il governo non stoppasse De Luca sarebbe un gran bel problema per il centro-sinistra. Lo sceriffo potrebbe candidarsi con una sua lista, anche senza l'ok del PD, e per il campo largo la sfida per la regione diventerebbe una corsa in salita. Certo, continua a girare l'ipotesi di un atto di forza di De Luca anche in caso di impugnazione della sua legge, le dimissioni immediate che porterebbero la regione al voto magari già in primavera, anticipando quasi certamente la pronuncia della Corte Costituzionale sul ricorso del governo. Ma questa ipotesi non credono più di tanto nel PD e lui stesso la scorsa settimana ha smentito. Che ne pensate? Terzo mandato, tensione nel governo. Vi dico cosa ne pensa Gianmarco Centinaio, intervistato subito sotto da Alessandro Di Matteo, sempre sul quotidiano La Stampa. Impugnare la legge regionale della Campania sul terzo mandato è un errore per Gianmarco Centinaio. Il senatore della Lega non condivide la scelta del governo e spiega che la motivazione è tutta politica, perché la legge Campana aprirebbe anche alla ricandidatura di Luca Zaia in Veneto, mentre Fratelli d'Italia ha l'ambizione di mettere un proprio nome. Per l'ex ministro si tratta di un'occasione persa, perché quella che stiamo dicendo da tempo, ma che forse i colleghi di maggioranza non hanno capito, dal momento che non hanno mai presidenti di regione con più mandati alle spalle, è che il terzo mandato non è né per De Luca né per Zaia, né in futuro per Attilio Fontana o Massimiliano Fedriga. Stiamo parlando di permettere ai cittadini italiani di potersi candidare e agli elettori di poter scegliere. Continuo a pensare che se Gianmarco Centinaio può fare il parlamentare per 20 legislature in teoria, non vedo perché un cittadino italiano non possa ricandidarsi per la terza volta a fare il presidente della regione. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il fronte perturbato atlantico, giunto nella giornata dell'Epifania, causa ancora maltempo, specie al centro-nord. Al mattino tempo molto instabile soprattutto sulle regioni tirreniche, con piogge, temporali e neve dai 1300 metri, disturbi anche al settentrione e meglio altrove. Durante le ore pomeridiane tendenza a parziale miglioramento a partire da ovest, ma ancora instabile e ventoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo.
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM, i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti, ricordo è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 falconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Che ne pensate? Che ne pensate dei nostri artisti indipendenti? Ogni mezz'ora Sammy Varin lancia un artista assolutamente sconosciuto che non passerà mai da Sanremo perché non fa parte delle etichette, quelle importanti, quelle che pagano. Ma è davvero in gamba Andrea 10. La sua canzone si intitola L'amore vero, l'amore intenso e riflessivo che esplora le sfumature interne dei rapporti interpersonali, giocando tra il tormento, la gioia, tra il mistero e il fascino. Queste sono canzoni cantate veramente con il cuore da artisti che la pensano come noi, come voi, e ascoltandole attentamente ritrovate veramente una parte di noi stessi. Andatevela a cercare. Andrea 10, L'amore vero, con il buongiorno rinnovato da Sammy Varin. Buon anno nuovo, ben ritornati al lavoro con una felicità incredibile. CQ, buongiorno a chi mi ascolta in coda con la radio DAB accesa. Tranquilli, potete andare fin dove volete nella banda DAB, siamo in nazionale, ci seguite ovunque. Buongiorno a chi ci segue da casa, canale 252 del televisore, anche qui in nazionale, e se avete il nuovo televisore collegato a internet, eccolo qua il Sammy Varinone che vi fa segno. Oh, cosa fa? Chiede soldi. 5 euro, certo, 5 euro, grazie a chi in queste settimane ci sta aiutando per la campagna tutta variniana per arrivare a una soglia. Quanti bonifici da 5 euro sono arrivati? Tantissimi. Vi farò sapere quanto siamo riusciti a mettere da parte per potenziare la nostra redazione. Ve l'ho detto, è una sciocchezza, ridendo e scherzando tra un titolo e l'altro. Andate sul sito radiolibertà.net, che è anche un potentissimo sito di controinformazione, cliccate sostienici, abbonati, semplicemente ci fate un bonifico con la vostra carta di credito anche di sole 5 euro. Per i più tradizionalisti andate in posta, fate la coda col marocchino e ci fate un bonifico attraverso il conto corrente postale 3767 1294, conto corrente postale 3767 1294, con un gigantesco grazie da Sammy Varin. A me lo stipendio non lo aumentano di sicuro, siamo sempre sotto il minimo tabellare, però magari riusciamo un po' a potenziarci, chi lo sa. Grazie a chi ci segue da Facebook e da YouTube. Certo, se non parliamo di vaccini, oggi la verità non ne parla, forse oggi non ci bloccano, ma buongiorno soprattutto a chi ci segue, i leghisti celoduristi, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier e della Lega Giovani. Buongiorno naturalmente a chi scrive sul sito radiolibertà.net, minimo tantissimi collaboratori di tutti i movimenti, non soltanto della Lega, scrivono le loro opinioni su questo sito e ben vi fa, se fate un girettino trovate magari anche il vostro commento, perché ci sono anche le vostre telefonate, quelle che arriveranno in diretta tra 20 minuti. Apriremo le linee allo 02 9294 7222. Intanto qualche WhatsApp tra i tantissimi che stanno arrivando al 340 6709 659, scappati di casa. Oggi è il termine per parlare della Todde che era riuscita per un attimo a cancellare questo epiteto ai 5 Stelle e invece che pasticcio questa menata qui, veramente travaglio in salsa grullina, sì. Mi fido più di Musk che dell'Unione Europea, scrive questo. La sinistra mondialista è campionessa in ingerenza anche dove non ha alcun diritto di farlo. Dittatorelli in pectore dalle origini. C'è anche Bergoglio che sceglie una donna dopo aver insultato le suore chiamandole facce da aceto. È vero, ma mica sono le suore, dai. Anche se non sono sfegatata atlantista, mi fido più degli USA che della Cina. Beh, sappi che saremo spiati da entrambi. Condivido in toto il pensiero di Centinaio sul terzo mandato. Oggi Centinaio intervistato sul quotidiano La Stampa. È bella intervista.
E ancora, WhatsApp, grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo. Beppe, buongiorno e buon anno a te e a tutta la redazione. Mi permetto di tornare sull'ultimo dell'anno a Milano e a tutti questi delinquenti che ci offendono continuamente e mi chiedo come si faccia a pensare che questi si vogliano integrare. Questi non si vogliono integrare, questi ci odiano, non si integreranno mai. Ma i milanesi per 2 volte hanno votato Sala e il PD il partito più votato di Milano. Ma è possibile che non se ne rendano conto? Possibile che siano così stupidi quasi come noi emiliani? Scrive Beppe. Tutto è possibile, ma tranquilli, vedrete, sta per timbrare, sono le 8:42, secondo me alle 9 timbrerà il cartellino il sindaco di Milano Sala e vedrete che ci sarà una sua dichiarazione che sconvolgerà il mondo. Ancora WhatsApp, agli austriaci, Zelensky ha chiuso il gas, ma i democratici sono sempre contenti di darsi martellate sugli zebedei, ci godono. E ancora, sono le case automobilistiche che fanno la pubblicità delle auto che sono sempre connesse, così si possono fare le chat su Facebook e WhatsApp e sbattere contro qualcuno. Con Starlink potrai essere anche se vai nel deserto non perderai mai campo. Ciao Sammy, leggendo i primi dati pare che il nuovo CDS abbia fatto diminuire incidenti, codice della strada, e vittime, ma i giornaloni se ne guardano bene dal dirlo e se lo fanno tra i denti. Povero Salvini. È vero Mario, poi tirano fuori però non hanno conteggiato gli incidenti in città, non sanno più a cosa aggrapparsi. Starlink, uno in più che ci spia, non credo sia un problema in questo mondo di spioni. Ancora, ma la Lega con i suoi parlamentari, possibile che non hanno ancora capito che ci stanno portando una guerra disastrosa per interessi anglo-americani, che siamo solo una colonia, quindi sacrificabile come l'Ucraina? Punto di domanda. E io al posto di rispondere vado a fare un giro di nuovo sui quotidiani. Sì, ad esempio sul quotidiano La Verità, l'ennesimo pasticcio lasciato in eredità da Conte. Arriva la tassa sugli aiuti Covid. E vi dicevo che La Verità non parlava di vaccini. I bonus dati a chi era in difficoltà a causa delle chiusure sono stati mal calcolati dal fisco, inclusi nell'imponibile. Il risultato è una beffa. Molti pensionati con quella somma hanno sforato gli scaglioni di reddito e ora l'INPS manda lettere per riavere i soldi. Ebbene sì, non avete capito niente? Vi spiega meglio Laura Della Pasqua. I bonus assegnati durante la pandemia sono stati mal calcolati dal fisco e inseriti nell'imponibile. Molti pensionati hanno superato lo scaglione di reddito, stanno ricevendo lettere dall'INPS con la richiesta di rimborsi. Nella platea dei beneficiari degli aiuti per il Covid non c'è solo chi ha lasciato il lavoro, ma anche altre categorie, sempre nel rispetto del limite di reddito dei 20.000 euro. Potremmo essere davanti alla punta di un iceberg. È probabile che le prossime verifiche facciano emergere altri soggetti dai quali pretendere la restituzione dei sussidi. Sempre sulla Verità, il fantasma di Musk che fa impazzire la sinistra. Ecco tutti i vantaggi del sistema Starlink. Marcello Veneziani: tecnodestra, idiozia, ma la tecnologia bisogna governarla. Maurizio Del Pietro: paga la Sardegna, Todde dovrà lasciare, è l'ultimo fallimento grillino. In centropagina sulla Verità, stupri impuniti per avere i voti degli immigrati. Starmer non spiega le mancate indagini sulla gang di pakistani, ma emerge il piano per eliminare l'obbligo di esibire un documento ai seggi. I dati: una violenza sessuale su 4 in Gran Bretagna è opera di stranieri. Invece di spiegare le mancate indagini sulle gang di pakistani, il governo laburista britannico pensa di togliere l'obbligo di esibire un documento d'identità alle urne. La misura, indebolendo i controlli sulle regolarità del voto, consentirebbe alla sinistra di avere il voto degli immigrati, e i dati confermano che una violenza sessuale su 4 è opera di stranieri. E voi direte, ma è poco? Sì, ma loro sono in pochissimi in confronto agli altri, ma delinquono molto, proprio come in Italia. Charlie Hebdo e Holbeck 10 anni dopo. La lezione che non impariamo mai: la nostra viltà
ci rende sottomessi. Bell'articolo di Francesco Borgonovo. Siamo ancora sul quotidiano La Verità, ci tuffiamo all'interno e c'è effettivamente Sala, pagina 11, che tace sulle molestie di Capodanno, eppure garantiva piazza più sicura. Si muove la procura dopo la denuncia della turista belga, accerchiate e palpeggiate da 30 o 40 uomini. Polemica sul comune, il sindaco aveva assicurato che senza concerto ci sarebbero stati più controlli. Il questore si ritiene soddisfatto per come ha gestito la serata del 31. L'assessore regionale Mazzali, così il territorio diventa meno attrattivo. E sfido, sicuramente quelle ragazze dal Belgio in Italia non ci arrivano più. Tanto per restare sull'argomento, Bergamo violenta, pugnalate alla ex, a poche ore dal caso del vigilante ucciso davanti a un supermercato, scenario analogo per la cassiera aggredita dall'uomo da cui si era separata. Entrambi sono rumeni. E poi ci fermiamo perché c'è il Qui Parlamento, ma tra pochissimo mi ritufferò sui quotidiani, c'è da leggervi ancora al Libero, ma soprattutto l'appello della sinistra a Monza dopo il capodanno islamista di Milano. A Monza si grida Maranza, unitevi tutti, appello shock nel circolo pidino di Monza. Restate lì, torniamo tra poco. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Ministro Giorgetti. Oggi in quest'Aula dibattiamo della manovra finanziaria, una legge di bilancio che stanzia 30 miliardi di euro di risorse e di questi 18 miliardi, quindi più della metà delle risorse stanziate, andranno a sostegno dei redditi medio-bassi. Un'impostazione, Presidente, che noi non solo sposiamo ma totalmente condividiamo, perché in un momento storico come questo è quello che serve al nostro Paese. Presidente, prima però di addentrarmi in quelle che sono le misure principali contenute in questo disegno di legge, mi lasci rispondere per suo tramite al collega Dell'Olio quando parlava del PIL rivisto al ribasso. È vero, l'Istat ha rivisto a ribasso al PIL rispetto alle stime del governo, Presidente, però noi abbiamo un approccio serio quando leggiamo i dati e quindi su questo vorrei ricordare, Presidente, a quest'Aula, che sono due le note su cui mi vorrei soffermare proprio per l'analisi di questa rivisitazione del PIL a ribasso. La prima, Presidente, è che i dati pubblicati dall'Istat sono al netto delle 4 giornate lavorative che avremo in più quest'anno e solo queste offriranno 2-3 decimali in più di PIL e questa è la nota tecnica. Poi, Presidente, c'è anche un'altra nota che vorrei dire a quest'Aula. Vede, l'Italia è al 4° posto dell'export mondiale, un dato incredibile, un dato che ci riempie d'orgoglio, ma un dato anche che è da leggere in tal senso. È ovvio che siamo più esposti alle congiunture internazionali, è ovvio che il primo mercato di sbocco del nostro paese, cioè la Germania, che oscilla l'economia tra la recessione e la stagnazione, è ovvio che i nostri esportatori hanno perso circa 3,1 miliardi di euro di fatturato in termini di esportazione. Ma non solo, Presidente, alle variabili si aggiungono le variabili esogene, che ovviamente sono importanti in quella che è una stima complessiva di come sta e della salute del nostro Paese. È evidente che i conflitti, le guerre, la situazione anche istituzionale in Francia ovviamente dà al nostro Paese quell'incertezza che ovviamente noi non possiamo e non dobbiamo sottovalutare e quello che ha fatto il governo ovviamente va nella direzione di non sottovalutare tutte queste variabili. Poi, Presidente, aggiungo anche che proprio perché prendiamo con grande serietà la questione della crescita, che è il vero problema del nostro Paese, il governo ha preparato un pacchetto di misure a sostegno delle imprese e dei nostri imprenditori che noi assolutamente condividiamo, come ad esempio l'IRES premiale, che è un taglio dell'aliquota del 20%, quindi di 4 punti per le società che trattengono una quota rilevante di utili, che andrà
andranno destinate agli investimenti, al welfare aziendale, alle assunzioni. Ma non solo, ci sarà il rifinanziamento di una misura che funziona, cioè la nuova Sabatini di 900 milioni di euro fino al 2029 per fare investimenti in beni strumentali. E poi, Presidente, Industria 5.0, vede, è stata inserita nell'ambito della rivisitazione del PNRR, e noi potenzieremo l'aliquota del credito d'imposta per la quota dei progetti compresi tra 2,5 e 10 milioni, per intenderci la parte dei piani delle piccole e medie imprese, e questo credito d'imposta potrà arrivare fino al 45% nei casi di massimo risparmio energetico. E mi faccio aggiungere, Presidente, che si potrà anche alzare questo credito d'imposta se si acquisteranno dei moduli fotovoltaici ad alta efficienza, che siano però prodotti negli stati dell'Unione Europea, e questo è fondamentale, Presidente, perché si azzererà il divario dei costi con moduli e celle prodotti nei paesi fuori dall'Unione Europea, penso ad esempio alla Cina. Poi, Presidente, per quanto riguarda il fisco, sono due pilastri fondamentali di questa manovra di bilancio: il taglio del cuneo fiscale e la riforma delle aliquote IRPEF. E questo, Presidente, mi lasci dire che, come ho detto all'inizio di questo mio intervento, cuba circa 18 miliardi di euro e la platea dei beneficiari sarà di 17 milioni di italiani. E questo, Presidente, lo dico perché per un anno l'opposizione ci ha propinato nei loro interventi che erano una misura spot, che bisognava renderla strutturale. Bene, noi l'abbiamo resa strutturale quest'anno questa legge di bilancio, e abbiamo fatto quello che loro non hanno fatto nei tanti e troppi anni che hanno governato questo paese, perché si sono riempiti la bocca della difesa dei lavoratori e delle fasce basse. Loro l'hanno detto, noi l'abbiamo fatto. E, Presidente, poi ovviamente rimane nell'impianto di questa manovra ovviamente la flat tax fino a 85.000 di fatturato, viene estesa ai dipendenti fino a 35.000, sempre la flat tax. Però vorrei dare anche questo dato molto interessante, perché anche su questo l'opposizione critica fortemente l'operato di questo governo. Dati MEF 2023, sapete quante sono le partite IVA che sono state aperte dalle donne? Il 40% di nuove partite IVA aperte dalle donne, che arriva anche a un 49,1% dei giovani. E quando l'opposizione ci dice che questo è un governo che non fa nulla per le donne e per i giovani, anche qua la narrazione cade inesorabilmente. E, Presidente, poi un passaggio è dirimente anche sul tema della natalità, perché il ministro Giorgetti lo mette come primo punto, e noi condividiamo totalmente, dell'agenda di questo esecutivo, perché il calo delle nascite è assolutamente un problema di questo paese, perché è evidente che poi non si reggeranno il sistema previdenziale e il sistema produttivo. Ecco perché il governo ha preparato un pacchetto importante di misure a sostegno della natalità, come ad esempio il potenziamento dell'assegno unico universale per i figli a carico, e tra l'altro i dati ci dicono che la platea è molto alta, una misura che funziona, l'89% degli aventi diritto ha aderito a questo. Ci sarà un assegno una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, il potenziamento dei congedi parentali, elevando l'indennità dell'80% per tutti i 3 mesi, il rifinanziamento della carta dedicata a te, che serve appunto per dare un potere d'acquisto potenziale stimato di 440 euro alle famiglie, e il finanziamento su questo 500 milioni. E poi la proroga fino al 2027 di una misura che funziona, cioè quella del fondo di garanzia per la prima casa, una garanzia statale dell'80% che è fondamentale, perché anche qui i dati ci dicono che il 50% delle famiglie dice che ha ricevuto un sostegno dai genitori per poter acquistare l'immobile, e addirittura questa percentuale si alza del 70% per i giovani under 35, quindi una misura questa che funziona assolutamente. Poi, Presidente, un passaggio fondamentale sul tema della sanità, perché vede, anche qua oggi in quest'Aula si sono ripetuti gli interventi contro il governo per la sanità. Però vede, Presidente, noi abbiamo un approccio molto pragmatico. Sappiamo in questo Paese che la carenza di personale è il vero problema di questo comparto, e questo è figlio di una cattiva programmazione che c'è stato negli anni precedenti. Il governo però ad ottobre ha ovviato a questo, superando il numero chiuso della facoltà di medicina. Questo peraltro andrà a beneficio di 25.000 posti in più.
E poi la questione dei tagli, così la chiariamo una volta per tutte. Perché vede, Presidente, dai banchi del Movimento 5 Stelle, il Presidente Conte diceva che quando c'era lui al governo aveva portato la spesa sanitaria al 7% del PIL. Bene, è una frazione, è un rapporto. All'epoca la spesa sanitaria era aumentata perché c'era anche l'acquisto dei vaccini, il PIL però era crollato inesorabilmente al 9%. Oggi la situazione è diversa, è evidente che all'epoca se il denominatore ovviamente diminuisce, il rapporto è più alto. Oggi però in termini assoluti, lo vogliamo dire una volta per tutte, il finanziamento sul Fondo Sanitario Nazionale nel 2020 era 120 miliardi di euro, l'anno prossimo sarà di 140 miliardi di euro. Così la chiariamo in via definitiva, Presidente. E poi, prima di avviarmi alla conclusione, vorrei ricordare anche un'altra misura fortemente voluta dal Ministro Giorgetti che condividiamo, cioè lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 25, di 57,8 milioni di euro per il 26, per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali, per il sostegno delle infrastrutture e l'accessibilità agli impianti in Lombardia, Veneto e Trentino, per stare vicino alla parte operativa. Detto questo, Presidente, avviandomi alla conclusione, vorrei fare due passaggi che io ritengo veramente fondamentali. Il primo è un approccio pragmatico, perché vedo, ho sentito in quest'Aula tante critiche, alcune costruttive, altre un po' meno, sul fatto che si poteva fare di più. Avete ragione, colleghi, si poteva fare di più. Però io ricordo che questo è il governo che ha fatto due manovre di fatto, la prima da 30 miliardi che vi ho appena esposto e la seconda da 40 miliardi di euro l'anno che il governo deve impiegare per ripagare i disastri del super bonus causati dal Movimento 5 Stelle, disastri che sono serviti per andare ad impattare solo per l'1% delle unità immobiliari presenti sul nostro paese. Quindi veramente per rifare le seconde case dei ricchi, una misura fallimentare. E chiudo, Presidente, con un pensiero che rivolgo al nostro Ministro Matteo Salvini, che oggi... Qui Parlamento. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Allora, io vi faccio tantissimi auguri. La mia canzone Connection è una canzone, appunto, significa appunto connessione, parla di verità e di libertà. Rappresenta la fuga da un mondo costruito che ci costruisce anche la nostra mente. Quindi noi pensiamo di essere liberi, ma in realtà non lo siamo. Pensate alla pubblicità, ai social, a tutti i bisogni che vengono creati per noi, che in realtà non esistono. Quindi bisogna cercare il vuoto, liberare la mente da emozioni positive e negative per trovare noi stessi, chi siamo veramente, perché siamo qua. Solo così possiamo connetterci fra di noi e soprattutto con l'universo. Connection è una canzone che parla di libertà e di verità. E con questo vi auguro un bellissimo 2025.
Questa è tutta da scoprire, ragazzi, è tutta da scoprire. Si chiama Alessandra Clemente. Scommetto che non l'avete mai udita su nessun canale. È in gamba, è appena uscita con questa Connection, cantautrice, jazzista, insegnante genovese, figlia d'arte, si dice imparentata con il grande Gino Paoli. Noi su queste frequenze la stiamo scoprendo mese dopo mese con nuovi pezzi. Questo, vi dicevo, è appena uscito, anche con un bel video su YouTube, Connection, Alessandra Clemente. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, rassegna stampa su Radio Libertà. Buon mattin con Sammy Varin. Tra poco apro anche le linee. Voglio sentire i nostri ascoltatori. 5 minuti, mi date 5 minuti, come 5 euro, 5 minuti. Tra poco apriamo le linee, ma prima il Corriere della Sera. Me l'ero dimenticato, me l'avete ricordato. Grazie. A pagina 8, giusto? Sì, no, come no? 11, a pagina 11 del Corriere, oltre a parlare di ricorso contro il terzo mandato che tormenta anche la Lega, il governo pronto ad appellarsi alla consulta per fermare la legge di De Luca in Campania, e vi leggo qualche riga se vi siete persi gli altri articoli nel corso della rassegna stampa. Giuseppe Alberto Falci scrive: niente da fare per il terzo mandato, o almeno sembra essere questa la linea che filtra da Palazzo Chigi. Il governo lavora a un ricorso che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri per bloccare definitivamente la cosiddetta legge De Luca, votata 2 mesi fa dal Consiglio regionale della Campania, legge che recepisce l'indicazione dell'esecutivo di porre un limite ai 2 mandati, ma cancellando il progresso, il che consentirebbe all'attuale governatore Vincenzo De Luca, che conosciamo bene in Campania, di ripresentarsi nel 2025 come se non avesse svolto l'incarico di presidente della regione. Il dossier è nelle mani degli uffici legislativi che starebbero limando gli ultimi dettagli. L'obiettivo numero 1 è fare in modo che non si crei un precedente. Nessuno osa sbilanciarsi in ambienti di governo perché la questione è delicata ed è sempre preferibile non scoprire le carte. L'intendimento è quello di ricorrere alla consulta, afferma una fonte qualificata, ma la certezza si avrà soltanto quando ci sarà il Consiglio dei Ministri, consiglio che dovrebbe tenersi entro il 10 gennaio, così la Corte Costituzionale avrà tempo per dare un parere. Un ricorso che ha una serie di controindicazioni all'interno della maggioranza, con la Lega che si dice decisamente contraria. L'ultimo a manifestare disappunto è stato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga. Mi pare, ha argomentato in un'intervista al Messaggero Veneto, che impedire per legge tale possibilità sia un vulnus democratico importante, anche perché va considerato da dove non c'è l'elezione diretta e ci sono le liste bloccate, non esiste alcun limite di mandato. A Via Bellerio sono convinti che dietro il no a De Luca si celi l'altola a Luca Zaia e anche lo stesso Fedriga. Non è un mistero che Fratelli d'Italia sia intenzionata a indicare profili meloniani sia in Veneto sia in Friuli Venezia Giulia, il che rientra in una strategia utile a conquistare territori da sempre a trazione leghista. Salvini non intende polemizzare pubblicamente, ma continua a far notare che la Lega può annoverare 500 sindaci, molti dei quali proprio in Veneto, come a dire non si può sottovalutare il peso specifico del Carroccio nel nord del paese. Dall'altro lato, gli schieramenti politici che fanno capo a Meloni e Tajani non intendono riaprire il dossier terzo mandato, che è stato al contempo preso di mira da una serie di consiglieri regionali del centrodestra campano che hanno intrapreso un'altra strada per fermare De Luca, un ricorso al TAR per chiedere l'annullamento del Consiglio regionale in cui si è dato il via libera al terzo mandato dell'attuale presidente campano. Nel mezzo di questa guerra di ricorsi tutta interna alla coalizione di governo, De Luca non proferisce parola e attende la prossima mossa di Palazzo Chigi. Confidano dall'entourage del governatore, aspettiamo Consiglio dei Ministri e poi decideremo il da farsi. Oltretutto non è detto vincano l'eventuale ricorso. Ma sul Corriere, a pagina 11, Paola Di Caro intervista proprio lui, Luca Zaia.
Fratelli d'Italia pressa per il Veneto? Spostare le pedine è un gioco rischioso, scrive Zaia. Scelgano i cittadini da chi farsi governare. Sembra esista solo il presidente per Luca Zaia. Il presidente del Veneto potrebbe dover lasciare il suo incarico a fine anno senza la prospettiva di una ricandidatura. Per l'opposizione del governo alla possibilità di un terzo mandato, ma parla del suo destino con serenità, non che non abbia le idee chiare. Vedremo quello che accadrà, confido nella consulta. Prima o poi qualcuno dovrà dire una parola chiara su questo tema. È giusto o no che i cittadini possano votare quante volte vogliono per tutte le cariche tranne che per quelle dei sindaci di grandi città e dei presidenti di regione? Questo governo e il paese devono decidere una volta per tutte se vogliono interpretare il contratto sociale di Rousseau, per cui il cittadino ti toglie la delega quando non si fida più di te, oppure se gli italiani vanno considerati come comparse, non come protagonisti nella scelta delle istituzioni pubbliche. Chi parla di possibili centri di potere, se non ci sono limiti ai mandati, dà degli idioti ai cittadini. Così l'intervista al presidente della regione Luca Zaia, che campeggia sul quotidiano Il Corriere, che non è detto che magari vi vada a leggere più in particolare prossimamente, visto che abbiamo anche il resto della mattina. Io torno in diretta ancora dalle 11 a mezzogiorno. Sto per aprire le linee, ma ancora lasciatemi qualche istante, perché non vi ho letto la prima pagina del quotidiano Libero, che titola questa mattina, sicuramente in centropagina, la serie sul Duce. Fanno i fascisti e poi si pentono. Raffica di interviste di attori e regista del nuovo M. Fare la fiction è un dolore, ma li hanno costretti. L'attore romano Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini nella serie Sky basata su M di Antonio Scurati, scrive Daniele Capezzone. Ma di spalla sul Libero anche il caso di Milano, aperta indagine sulle violenze di Capodanno. Nessuna solidarietà, abusi in piazza, bocche cucite tra i progressisti. Ma tranquilli, sono passate le 9, secondo me Sala ha appena timbrato e tra poco parla. Vedrete, parla. Finite le vacanze, quello sta zitto, caschi il mondo, non proferisce parola durante le ferie, ma adesso parlerà. Sempre sul quotidiano Libero, polemica su una notizia inventata, una bufala su Musk scatena l'opposizione, i giornali sparano, contratto da 1,5 miliardi dall'Italia a Elon. Non è vero, ma scoppia il caos. Anche sul quotidiano Libero, regionali, le sfide del 2025, il futuro del Veneto e quello di Zaia agitano gli alleati. L'editoriale di Mario Secchi parla dell'addio di Trudeau e l'alta mortalità dei leader a sinistra. E mentre io apro le linee allo 0292947222, potete già cominciare a prenotarvi. Vado però all'interno, perché a pagina 6, ragazzi, dopo il Capodanno islamista, e avete sentito, anzi non avete sentito questa parola, l'ho detta solo io, è dal 2022 che non si diceva. Sapete quale? Taarrus Gamea. Taarrus Gamea, molestie sessuali di gruppo, ragazzi. Nessuno ha più il coraggio di ripeterla, ma è successo la stessa cosa del 2022 con la stessa identica situazione silenziosa da parte del comune di Milano. Non bastasse questo casino che sta venendo fuori con le ragazze del Belgio che stanno per andare proprio nel loro paese a fare una bella denuncia. E chissà quante altre cose sono successe, perché signori, questi figli del barcone che vengono, ti toccano e cercano di slacciarti i pantaloni schifosamente, ne hanno provate altre di sicuro e non sono semplicemente andati a denunciare, perché si ha paura, perché quel figlio del barcone ti ha guardato bene in faccia mentre ti metteva le mani nei pantaloni.
e hai paura. Mentre succede tutto questo, sappiate, dopo il Capodanno islamista, scrive Libero a pagina 6 con Massimo Sanvito, Maranza, unitevi tutti, appello shock nel circolo PD. A Monza, il centro sociale fondato dalla Salis presenta il libro che incita all'alleanza dei barbari in periferia. È la saldatura tra sinistra e stranieri, l'attacco dei nuovi italiani. Ce l'abbiamo con gli sbirri e i controllori, innanzitutto perché sono sbirri e perché chiederanno i documenti prima a noi. Maranza di tutto il mondo, unitevi, è il titolo del libro di Uriah Butelja, saggista, come l'hai pronunciato, scusa Sammy? Uriah Butelja, guarda che è giusto, saggista e attivista franco-algerina, pubblicato lo scorso settembre con la casa editrice Deriba Prodi, sottotitolo Per un'alleanza dei barbari nelle periferie. E quale periodo migliore di questo dopo lo scempio del Capodanno islamista di Piazza Duomo per presentarlo a una manciata di chilometri a Milano? Si presenta nel circolo di Ilaria Salis a Monza, il centro sociale fondato proprio da lei. Ok, mi arrendo. 0292947222. Mi sdraio sul tavolo e vi faccio parlare. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy, mi senti? Prego. Ecco Gino di Roma. E nulla, la Befana è finita, tutte le feste porta via, ma mi chiedo, Landini, la CGIL, i centri sociali, le università con studenti che occupano, ma dal 20 dicembre al 6 gennaio sono scomparsi, sono spariti, ora torneranno a lavorare perché questo è il loro lavoro, quello di Landini, dei centri sociali e degli studenti che occupano, quello di manifestare, solo far casino, questo è il loro lavoro. Ciao Sammy, ciao. Grazie caro, veramente non ci mancavano Landini e compagni, li hai evocati e vedrai che adesso ritornano. Nel frattempo è tornato Suma Oro, migranti senza acqua né luce. Il deputato ha visitato l'insediamento di Borgo Mezzanone, non possono lavarsi da un mese, chiediamo dignità. E insomma non va mica bene, poi diciamo che puzzano, hanno un cattivo odore in metropolitana. I braccianti di Borgo Mezzanone, lì vivono circa 1500 immigrati. Il deputato e sindacalista attacca: si può vivere in baracche senza elettricità e riscaldamento per giunta in pieno inverno? Non possiamo che essere d'accordo con lui. 0292947222. Sammy Varin vi ascolta. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy, ti vedo sempre scoppiettante la mattina. Sì, per tenersi vivi, per tenerci vivi, è vero. Bravo. Senti Sammy, vogliamo smentire sta favola, no? Anche tu che sei uno politicamente scorretto, che gli elettori, la gente ha sempre ragione. No, la gente non ha sempre ragione, la gente ha un tafazzismo che fa paura, perché facciamo un po' di autocritica. Anche alcuni in questa splendida radio di solito sono sempre, ascoltatori molto acuti e ficcanti, però andiamo a vedere questi qua che si lamentano a Milano, a Roma, a Firenze, ieri si lamentavano, poi quando si tratta di andare a votare, ma io non ci vado. Lo sai quanti hanno votato a Milano alle ultime comunali? Mi sono informato l'altro giorno, il 47%, più della metà è rimasta a casa. Idem con patate a Roma. A Firenze la sinistra ha vinto a valanga col 60% dei voti. Allora, quando hanno i problemi nei loro quartieri, che si lamentano, c'è disordine, non rompessero i coglioni. Il giorno delle votazioni, tu dove eri? Gli dovresti domandare. Sei andata a votare? Non sei andata? Allora non hai neanche il diritto di rompere i coglioni e di lamentarti. Queste cose ce le dobbiamo dire tra di noi, caro Sammy. La gente si lamenta, però poi a votare non ci va, e allora non rompessero le palle. Ciao. Grazie, noi esistiamo anche per questo, per
portarvi al voto, è che a volte ci sentiamo inutili perché non stiamo servendo a questo. Perché? Perché si perde la fiducia nei politici? Non andate a votare? Perché? Questa è un'altra domanda che Sammy Varin vi pone a voi che ci state seguendo e magari non potete telefonare. Scrivetemi una risposta tramite WhatsApp 340 6709 659. Perché non andate a votare? Intanto io sono qui sul Corriere che sto sbirciando perché sicuramente Sala sta pensando cosa dire, ci ha messo un po', passate le vacanze di Natale, secondo me dice qualcosa sul Capodanno islamista. Intanto il Corriere scrive: cosa sappiamo dei fatti di Capodanno? Cosa sappiamo? Cioè, da una settimana che andiamo avanti a menarla, finalmente i giornalisti professionisti del Corriere se lo chiedono: cosa sappiamo dei fatti di Capodanno? Ma dove cazzo siete stati finora? Risse, controlli, denunce mancanti, il questore che dice Piazza Duomo gestita nel migliore dei modi, molestie in Piazza Duomo, verifiche sui video della serata, si indaga per violenza sessuale di gruppo, che si dice in egiziano Taharrush Gamea. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Riguardo ai sindacati, lavoreranno venerdì perché mi sembra che ci sia il primo sciopero del 2025, no? Mi fai piangere, sì, è vero, è vero, è vero. La gente perché non va a votare? Tanta gente non va a votare perché quando c'è un governo di destra, poi alla fine finisce per fare molte cose di sinistra, perché l'Italia, dopo aver consegnato la sua moneta all'Europa, non è più padrona di niente, ok? Ecco. Ma non era per questo che volevo intervenire. Allora, una considerazione sui fatti di Capodanno. Ma noi crediamo davvero che quelli che hanno fatto il Taharrush Gamea a Milano lo abbiano fatto perché si sono sognati quella sera di fare così? Secondo me c'era una manovra, c'era una regia e questa regia la vediamo. La vediamo soprattutto nei paesi scandinavi perché si parla tanto di femminicidi in Italia. Ma provate ad andare a vedere quanti femminicidi accadono nelle liberalissime Svezia e Norvegia e Danimarca. E sono tantissimi, quasi tutti provocati da stranieri. Femminicidi, violenze carnali, eccetera, eccetera. Bambine fatte sposare, eccetera. E che i giornali italiani non ne parlano. E quindi, ragazzi, questo è il futuro che ci attende se non reagiamo. È tutto lì. Intanto vi saluto, ciao Sammy, Grazie, sempre ottimista, sempre ficcante, bello questo termine usato prima da un ascoltatore. 0292947222, dai, voglio il vostro parere sulle notizie di quest'oggi. Intanto sì, Sala ha parlato, signori, ecco la dichiarazione del sindaco di Milano. Come ha detto dai, fa lo scemo Sammy Varin, che il sindaco di Milano dica non ci crede proprio nessuno. No, anche su Repubblica, ragazzi, sono tutti lì che aspettano, ma il sindaco di Milano ancora non parla, certamente. Fanno parlare il questore, il Megale, che dice in Piazza Duomo gestione eccellente, e chiaramente forse sarebbe il caso che avesse fatto come il sindaco di Milano. 0292947222. Che cosa intende questo Sammy Varin? Non riesco a capire cosa voglia dire. Pronto? Pronto, buongiorno Sammy, buongiorno dal Veneto. Buongiorno. Senti un po', perché la gente non va a votare? Allora, pensa un istante a questa situazione. Famiglie con bambini o anziani, magari con la febbre, che non hanno i soldi per potersi riscaldare. E a un certo momento aprono la radio e sentono che il caro amato Salvini parla delle case chiuse. Ma ragazzi, Salvini, un po' di brusca e striglia, mettiti la mano sul cervello. È questo il momento di parlare di quella roba lì, piuttosto che non dei problemi economici che le famiglie hanno? Dai, è inutile parlare di Zaia, di terzo mandato, quando l'economia a livello nazionale fa fatica a trainare la povertà delle famiglie con bambini e anziani che non possono riscaldarsi. Batti un colpo a via Belledio là, un po' di brusca e striglia.
Ciao Semmi. Grazie caro. Beh, sulle case chiuse sinceramente è una battaglia della Lega storica. Far pagare le tasse a chi si prostituisce potrebbe aiutare forse anche quelle famiglie che fanno fatica a riscaldarsi d'inverno. Chiamate CQ, linee libere 029294 7222, senza filtri né censura. Vi faccio parlare, giurin giureta. Pronto? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Buongiorno. Allora, io ritorno sul caso Charlie Hebdo, ok, che tanto non li abbiamo tanto distanti questi personaggi. Allora, è per questo, signor Semmi, che hanno ucciso 12 persone. In realtà, secondo me, non volevano solo uccidere, volevano anche seminare il terrore e colpire la libertà di invenzione, scrittura, disegno, canto, la possibilità di essere ironici, critici, satirici, eccetera. Signor Semmi, tanto sangue versato a causa dell'umorismo, ci mettiamo un bel punto di domanda, ma nessuna religione ama l'umorismo, signor Semmi, e il riso. Da qui a uccidere, certo, secondo me è orribile. Si può farlo, ma non in un paese musulmano. Ok? E però dei fanatici possono crearti dei problemi. In Francia esiste, mi sembra, qualcuno mi corregga, una libertà fondamentale, la libertà di espressione. Questa viene da lontano, da Voltaire, da Rabelais e da Zola, eccetera. È una tradizione che caratterizza questo paese. Da sempre ha avuto giornali satirici, mi sembra anche questo, che hanno scherzato sulla religione. Charlie Hebdo cosa ha fatto? Ha fatto centinaia di copertine col Papa ridicolarizzato, maltrattato, insultato, ma è la libertà, signor Semmi. La Francia è un paese laico, sì, ma per quei fanatici, secondo me, la laicità è una forma di ateismo, non sanno cosa rappresenta e per loro chi commette una blasfemia diventa un apostata, ovvero qualcuno che viene estromesso dalla comunità musulmana. E poi la storia è lunga. La saluto, arrivederci, buona giornata. Grazie per questa meditazione. Attenzione perché quei fanatici ce li abbiamo in Piazza Duomo. Ed è strano anche che dalla curia, dai vescovoni, da chi dovrebbe abitare in quel Duomo di Milano, nessuno abbia parlato, che fossero in ferie anche loro. Allora quest'oggi, ragazzi, ci divertiamo, oggi parleranno tutti. E allora parlate anche voi, 0292947222, l'unica radio, l'ultima radio rimasta libera. Radio Libertà vi fa parlare senza filtri né censure. Pronto? Pronto, ciao Sammy, buongiorno. Buongiorno. Io sono Cesare da Cremona. Ciao. Io volevo porre l'accento su una questione che mi è capitata in questi giorni. Sto rifacendo l'ISE, io ho moglie e 4 figli e ho scoperto una cosa che mi ha un po' lasciato così a bocca aperta, perché ho scoperto che i soldi che lo Stato mi dà, ovviamente io e mia moglie lavoriamo entrambi, lo Stato ci dà un assegno come riconoscimento al nucleo familiare e ho scoperto che questi soldi mi vengono considerati come una fonte di reddito. Quindi io all'interno della richiesta dell'ISEE li devo considerare come una fonte di reddito. Ciò che lo Stato invece dice che sono soldi che mi vengono riconosciuti in quanto capofamiglia di una truppa abbastanza numerosa. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo dire riguarda invece gli extracomunitari. Io nella mia famiglia ho l'esperienza di un fratello adottato e spesso e volentieri e ho un'opinione però rispetto a chi viene in questo paese e che non rispetta le regole molto, molto chiara, forse quasi estremista. Considero le persone che invece non hanno una posizione allineata a quella di chi vorrebbe un rispetto delle regole senza se e senza ma, poco concreta, e spesso e volentieri mi trovo ad avere un confronto con queste persone che normalmente non hanno dal punto di vista pratico un approccio concreto con l'accoglienza e con di chi effettivamente ha bisogno. Quindi vorrei far riflettere tutti costoro su questo aspetto. Che cosa fai tu per aiutare chi viene in questo paese e ha bisogno? Grazie, buona giornata. E ti ringrazio per questa riflessione. È vero, chiediamocelo un po' tutti quanti. Che cosa facciamo noi per aiutare chi arriva in questo paese ed ha bisogno? E
ha veramente bisogno, però aggiungo io, o viene semplicemente perché qua sta meglio che nel suo paese? È un diritto decidere, desiderare di stare meglio? Direi di sì. Però quando è qua poi si lamenta che non guadagna come guadagniamo noi, che non riesce a trovare un lavoro e materializza un odio verso questo paese. La storia è simile, quasi identica a quella delle banlieue parigine e da 10 anni e passa che raccontiamo queste cose e forse dovevamo pensarci prima. Stiamo facendo la stessa identica fine delle banlieue parigine? Altra domanda che Sammy Varin vi fa e che attende una vostra risposta al 340 6709 659. C'è ancora una telefonata, ma poi tutti i vostri messaggi, ricordate, io torno in onda alle 11, li sentite poi letti tra le 11 e mezzogiorno. Intanto la telefonata. Pronto? Ciao Sammy, telefono da Buongiorno. Brescia. Ciao, ascolta, io ho un consiglio che il governo dovrebbe ascoltare. Perché non ripristiniamo i lavori forzati? Perché scusa, adesso le miniere sono state chiuse per eventuali, perché c'erano giustamente dei costi, eccetera. Allora, se il governo ripristina l'apertura delle miniere, quindi questa gente che è in carcere, migrante specialmente, e questi qui che ogni giorno che nelle bidonville, ormai l'Italia è una bidonville, con piatti efferati, no? Ed è mantenuta a vitto e alloggio gratuito. E allora ripristiniamo i lavori forzati. Vedrete che in Italia rimarrà solo il 10% di migranti, ma ve lo assicuro, cioè bisogna fare in modo di usare la forza adesso, basta stare a guardare, perché noi purtroppo da italiani siamo troppo pappamolle, come si dice, capisci? Ripristiniamo questi benedetti lavori forzati, vedremo che dopo il risultato si avrà. Grazie caro, non ti dico il boato che c'è stato in regia e in redazione dopo questa proposta, lavori forzati per gli immigrati, e d'altronde sarebbe uno spauracchio mica da nulla, altro che vi mandiamo in Albania, lavori forzati. Qui Sammy Varin, anche quest'oggi vi ringrazio per il gentile ascolto, inutile dire che siete forti, certo, ma io ritorno, è una minaccia, tra le 11 e mezzogiorno sono ancora con voi per concludere in meglio la rassegna stampa, per leggervi le dichiarazioni di Sala che stanno arrivando, ragazzi, dopo adesso ha detto anche ma, quindi ci sta arrivando, ma soprattutto c'è